Trovato l'accordo tra lo Stato e le regioni per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini oggi disponibili. I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati agli over 80 e ai soggetti cosiddetti più fragili. Quello di AstraZeneca sarà somministrato invece ai soggetti al di sotto dei 55 anni, al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Sono state decise dunque le linee di rimodulazione del piano vaccinale durante l'incontro di ieri tra governo, ancora in carica per le questioni ordinarie, e le regioni. Si tratta rispettivamente della fase 2 e 3 della campagna, che entrerà nel vivo dopo l'arrivo del primo carico di dosi di AstraZeneca, che si spera arriverà lunedì prossimo. Obiettivo del governo è somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 4 milioni di dosi in un trimestre. La campagna di vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche, la cosa più importante per tutto il Paese, lo ha riferito il Ministro della Salute Speranza a conclusione dell'incontro in videoconferenza con le regioni. Il tetto anagrafico dei 55 anni per il vaccino AstraZeneca potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche, ha dichiarato Roberto Speranza. I vaccini sono essenziali, ma ci sono anche altre opzioni in valutazione, stiamo accelerando sugli anticorpi monoclonali. Non dobbiamo avere timori delle origini dei vaccini riferendosi a quello russo. Per noi è fondamentale il passaggio all'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Abbiamo infatti sollecitato l'Unione Europea alla valutazione scientifica sul vaccino russo e quello proveniente anche da altri paesi.